C'era una volta una principessa che viveva in un bel castello con suo padre il re. Era molto bella e tanti si innamoravano di lei. Anche un mago, quando la vide, pensò di preparare una pozione magica per farla innamorare di lui, ma la pozione non aveva funzionato. Infatti, qualche giorno prima, la principessa era andata a fare una passeggiata nel bosco e da lontano aveva visto un bel giovane. Egli era un falegname che viveva ai margini del bosco, in una casetta laboratorio, in compagnia di uno scoiattolo volante. Il falegname si era accorto della principessa e si era nascosto perché si vergognava a presentarsi davanti a lei così povero e mal vestito, anche se era innamorato di lei da tanto tempo. Il mago, furioso per il fallimento della pozione, trasformò la principessa in lupo. Il re, disperato, fu costretto a rinchiudere il lupo sulla torre del castello e promise di dare in sposa la principessa a chi avesse sciolto l'incantesimo. Il falegname si presentò dal re e gli disse che avrebbe fatto il possibile per salvare la principessa. Il giorno dopo il falegname entrò nella caverna dove viveva il mago per prendere di nascosto il libro delle magie e poter trasformare il lupo in principessa, ma a guardia dell'entrata c'era un drago con 3 teste. Una testa iniziò a sputare fuoco. Il falegname con un salto schivò il fuoco e cercò di passare. Ma la seconda testa cominciò a sputare ghiaccio. Il falegname cercò di proteggersi dal ghiaccio, ma inutilmente. Immediatamente rimase congelato. Per fortuna, lo scoiattolo volante lo aveva seguito. Con un volo si attaccò a una stalattite e ne rosicchiò la base con i suoi dentini fino a farla precipitare sul ghiaccio, che si spaccò, liberando il falegname. Ma la terza testa iniziò a lanciare fulmini. Il falegname vide lo specchio del mago lì accanto e si riparò con quello. I fulmini sbattevano contro lo specchio e tornavano indietro accecando il drago. Il falegname corse ad afferrare il libro delle magie. Ma proprio in quel momento arrivò il mago che si mise a inseguirlo. Il falegname superò correndo il drago cieco e la prima testa della bestiaccia emise un'enorme vampata di fiamme, ma il falegname era già fuori dalla caverna. Le fiamme avvolsero completamente il mago che lo rincorreva e lo ridussero in ceneri. Il falegname tornò al castello e con l'aiuto del libro trasformò il lupo in principessa. La principessa, vedendo il falegname, lo riconobbe come il giovane del bosco di cui si era innamorata. Si celebra una grande festa di nozze e vissero contenti per tutta la vita.